Ciao ragazzi! L'Italia, come ben sapete, è apprezzata e conosciuta in tutto il mondo per alcuni prodotti chiave, soprattutto nel comparto alimentare, quindi pizza, spaghetti, olio, vino, il grana padano, parmigiano, eccetera. Ma in realtà il genio italiano si esprime anche in molti altri settori, spesso in aziende non note al grande pubblico, ma che ciò nonostante ogni giorno sforano prodotti di altissima qualità, che sono frutto di ricerca, sviluppo, innovazione, investimenti, rischio. Insomma, è un insieme di tutti quei fattori produttivi materiali e immateriali che rendono questi stessi prodotti unici e apprezzati in tutto il mondo. È il caso di oggi, della storia che vi racconto oggi. Mi trovo a Bovolone, pianura veronese, all'interno di un'azienda che dal 1969 produce boiler, bollitori, quelli che chiamiamo comunemente scaldabagni. E allora voi penserete, perché l'ho pensato anch'io, cosa avrà mai da raccontare un'azienda che produce scaldabagni? In realtà poi ho conosciuto Diego, il suo titolare, che qui dentro oggi dà lavoro a 80 persone. E la sua è una storia che mette insieme tutti questi fattori, l'investimento, il rischio, la voglia di crescere e di mettersi a confronto e sfidarsi in un futuro che all'epoca, come capirete, era tutto ancora da disegnare. Allora, l'ho conosciuto più da vicino e ho capito che dietro c'è veramente una storia incredibile che adesso andiamo a raccontare partendo proprio dall'oggetto del suo lavoro, lo scaldabagno. Ma cosa avrà mai di così complesso, o meglio, di così affascinante di essere ritenuto degno di essere raccontato? Diego, ma cos'è in sostanza un bollitore? Allora, un bollitore sostanzialmente è un accumulatore di energia. Quindi è un oggetto che da solo non fa niente, viene sempre abbinato ad un generatore e nel nostro caso principalmente generatori di energia, diciamo, ecologici, quindi impianti solari, pompe di calore e quant'altro. Di quante parti si compone? Allora, ovviamente dipende molto dalla tipologia del prodotto e dal modello, però ci sono parecchi componenti, insomma, più di un centinaio, insomma. E la serpentina è l'elemento chiave? È uno dei componenti importanti perché la serpentina è lo scambiatore di calore, quindi appunto l'oggetto, il tramite che c'è tra il generatore e l'acqua contenuta nel bollitore, insomma. E voi producete tutto, dalla A alla Z? Allora, noi produciamo tutto, non esclusivamente, cioè abbiamo alcune componenti che produciamo ed acquistiamo anche all'esterno, ma abbiamo, diciamo, le attrezzature e le capacità tecniche di produrre ogni singolo componente del nostro prodotto. Quanto ci mette un bollitore dalla progettazione all'essere pronto per l'utilizzo? Solitamente in, diciamo, un paio di mesi dall'inizio della progettazione, in un paio di mesi abbiamo un prototipo e quindi in 4, 5, 6 mesi, diciamo, abbiamo il prodotto pronto per essere immesso sul mercato. Ovviamente i bollitori che venivano fatti agli albori, parliamo di 40-50 anni fa, non erano sicuramente come quelli di oggi, perché tecnologia e design erano molto più essenziali, era tutto concepito per soddisfare certamente un bisogno, però con criteri più rudimentali, quindi con tempi di riscaldamento diversi, con consumi diversi e con una adattabilità strutturale che probabilmente nemmeno veniva concepita. Ma sta qui proprio la svolta che Diego ha saputo imprimere all'interno di questa azienda quando entrò ufficialmente nel 1997, affiancando inizialmente Papa Giovanni e poi via col tempo diventandone titolare. Quella era l'epoca in cui si cominciava a parlare in maniera importante di pannelli solari e quindi di fonti rinnovabili. Si stava cominciando ad entrare in queste nuove filosofie, ma i tempi in questo senso non erano sicuramente semplici. All'inizio della mia carriera, insomma, quindi nel 97, sono entrato in questo settore che era stato un pochino, diciamo, tralasciato da mio padre, anche perché era un settore effettivamente ancora a livello embrionale
quindi dove non si sapeva bene se eravamo tutti pazzi o quant'altro, e invece insomma si è rilevata sicuramente una scelta fortunata che mi ha portato insomma e ci ha portato ad una crescita, un'espansione fino ai giorni d'oggi insomma. Apportando quali cambiamenti o accorgimenti? Allora, ovviamente, come ho detto prima, il bollitore va sempre abbinato a un generatore. Il generatore non era più la classica caldaia a gasolio o a gas che fino a quegli anni è, ma appunto si trattava di energie alternative, quindi con potenze in gioco diverse e come dire, necessità diverse dal nostro prodotto. E quindi appunto c'è stata tutt'oggi continuiamo, sono tecnologie che comunque continuano ad avanzare e cambiare, e quindi tutt'oggi continuiamo ricerca e sviluppo per rendere sempre più efficienti i nostri prodotti. Insomma. C'è una continua evoluzione, quindi prodotti sempre più adatti a questo tipo di energia, e come un po' in tutti i settori c'è una ricerca costante su proprio l'efficienza energetica, quindi maggiore efficienza del prodotto, minori dispersioni termiche che poi si riducono a un risparmio complessivo insomma, sui costi di riscaldamento. E fino a qui l'aspetto tecnico, ovvero l'innovazione applicata all'evoluzione dei tempi. Ma Diego, ripeto, quando entrò qui dentro aveva soltanto 20 anni, o meglio, aveva 20 anni quando entrò nella stanza dei bottoni, perché in realtà in laboratorio a farsi la gavetta cominciò da quando addirittura di anni ne aveva soltanto 14. Quindi pensate il peso, la responsabilità di questo ragazzo di 20 anni entrato in azienda a prendere delle decisioni da imprenditore in un momento in cui ancora pochi credevano nelle potenzialità delle rinnovabili, e quindi con un futuro tutto da prefigurare, ma comunque con dei dipendenti e delle famiglie a cui dover assicurare uno stipendio. Insomma, si trattava di rinascere, di creare addirittura una nuova fisionomia aziendale e anche di creare una rete commerciale, perché fino a quel momento era totalmente inesistente. Quando sono arrivato in azienda sostanzialmente non esisteva una rete di vendita e quindi veramente lì non sapevo neanche da che parte iniziare. Poi diciamo per una coincidenza si può dire, ho incontrato un ragazzo che oggi non è più così un ragazzo, insomma, che si chiama Christoph, che oggi è il nostro responsabile vendite. E sti due, uno proprio ragazzino che ero io perché avevo 20 anni, 21, e lui con qualche anno in più perché ha 8 anni più di me, insomma, siamo partiti all'avventura, cioè proprio con la nostra borsettina, la nostra valigetta, abbiamo iniziato a girare le fiere del settore e da lì i primi contatti e appunto il nostro ingresso nel settore energie alternative, che è tutt'oggi il nostro settore principale, insomma. Ma all'epoca si rischiava di passare per matti o poco ci mancava? Allora sì, soprattutto agli occhi di magari mio padre, cioè perché ci toglievamo dai grossi produttori di caldaie che erano visti come appunto gli ultra affidabili e quant'altro per andare con dei pionieri alla fine, quindi con delle piccole aziende che provavano a vendere questi pannelli solari piuttosto che queste pompe di calore, piuttosto che erano visti praticamente come forse dei matti dalle generazioni, da mio padre, insomma, dalle generazioni più vecchie. Perché e quindi, creduto? insomma, tu perché ci hai creduto? Io perché vedevo l'innovazione, dicevo secondo me il futuro sarà questo. Oggi cosa è diventata la tua azienda rispetto agli albori? Ma allora un'azienda che dai 15 dipendenti, quindi da un numero relativamente basso, è arrivata a circa 80 e che sviluppiamo le nostre vendite su tutto il mercato europeo, anche se con predominanza sui paesi di lingua tedesca,
e effettuiamo anche, insomma, facciamo un buon lavoro anche sul Medio Oriente. Sei contento? Allora, sì, non posso dir di no. Allora, ovviamente come tanti, se non tutti, anzi direi tutti gli imprenditori, ho avuto momenti difficili, momenti in cui i pensieri negativi dominavano, però se guardo, sia se guardo indietro, sia se guardo il futuro, allora ho una grande soddisfazione, cioè nel senso, sicuramente il sacrificio è stato abbondantemente ricompensato dalle soddisfazioni, cioè vedere un'azienda che cresce, che è sana, è un motivo proprio veramente di grande soddisfazione. Cosa vorresti dire al papà? Dio, il papà, allora alla famiglia un ringraziamento, quindi al papà e alla mamma, un ringraziamento per i valori che mi hanno dato, che mi rendo conto insomma che sono veramente preziosi. E il papà un ringraziamento particolare per l'opportunità che mi ha dato, cioè io ho fatto crescere l'azienda, l'ho sviluppata, il giro d'affari probabilmente si è decuplicato, l'ho innovato, ho fatto tantissime cose, ma tutte le cose che io ho fatto non valgono come l'opportunità che mi ha dato il papà, cioè lui ha fatto nascere e partire questa azienda e me l'ha affidata e quindi un super ringraziamento.